buongiorno a tutti, benvenuti a Pordenone Legge, benvenuti a nome della fondazione e dell'organizzazione, benvenuti alla prima edizione del premio Friuli Venezia Giulia, il racconto dei luoghi e del tempo. È un premio promosso e voluto molto fortemente dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Io ho il ruolo di tenere le fila delle persone che devono parlare e quindi chiedo subito a Gianmario Villalta di salire sul palco assieme all'assessore Gibelli saranno loro a spiegare il perché del premio, perché la Regione l'ha voluto, e nei contenuti Gianmario Villalta. Buongiorno a tutti. Io dico poche cose di carattere tecnico, quando l'ho esaurito ho finito. Il premio è destinato a raccontare nei luoghi e nel tempo il Friuli Venezia Giulia, che è fatto di tanti luoghi diversi, di diversità che conosciamo. Chi abita in Friuli Venezia Giulia sa che tra il Trestino e l'Udinese, il Pordenonese e il Bisiacco, no, ci sono così identità e disidentità riconosciute, ma tutti quelli che abitano in Friuli Venezia Giulia sanno anche che queste differenze di luoghi comportano differenze anche nella storia e anche di paesaggio, di sentimento, a volte di cibi. Ecco, noi vorremmo, si pensava di comune intento con la Regione, di istituire un premio che potesse raccontare il Friuli Venezia Giulia nei luoghi e nel tempo. E abbiamo istituito una giuria, il cui presidente è Paolo Maurensi, che ringrazio sentitamente. Abbiamo discusso e ragionato su chi poteva essere appunto il premiato, perché funziona in maniera un po' curiosa e strana questo premio. Prima si pensa a chi premiare, poi gli si chiede se vuole fare il raccontare appunto un luogo se costui accetta, noi possiamo poi procedere. Siamo stati fortunatissimi perché gentilmente il nostro designato ha accettato, anche se con qualche titubanza, devo dire la verità, ma giustificata la titubanza dal fatto che aveva anche poco tempo per farlo, nel senso che saremo più bravi ad anticipare gli annunci nel tempo. Ultima cosa che devo dire, abbiamo deciso poi questo racconto di pubblicarlo, e quel chiacchierone di Alberto Gaffi, che invece se ascoltasse sarebbe meglio, no? Oltre che la casa editrice che porta il suo nome, ha una casa editrice situata in Trieste che si chiama Italo Svevo, che fa dei libri di particolare raffinatezza. Allora abbiamo chiesto: ma ti sentiresti di far parte di questa impresa? Sì, volentieri. Alla fine insomma abbiamo un premio, abbiamo un bellissimo libretto che racconta una storia di cui poi parleremo dopo la premiazione. Buongiorno a tutte e a tutti. Io stamattina sono qui a sostituire il presidente Fedriga e mi è molto dispiaciuto che non abbia potuto venire lui, perché l'idea di questo premio è venuta a lui. Un giorno stavamo ragionando su una serie di cose, lui mi ha detto: ma perché non esiste un premio che premi gli scrittori che scrivono della nostra regione? E io gli ho risposto: se non esiste si può istituire. Così abbiamo incontrato Pordenone Legge e è venuta fuori questa iniziativa che a me pare molto bella. Tra l'altro, sì, diceva prima Gianmario Villalta, è curioso perché prima si decide il premiato, poi gli si dice perché e cosa deve fare. Avendo come presidente della giuria Maurensi, è ovvio che andassimo a canone inverso e che quindi prima premiassimo e poi dicessimo perché e cosa e come. Finisco subito ringraziando ancora Valerio Massimo Manfredi, che ormai io incontro tutti gli anni, ci siamo visti anche l'anno scorso a Monfalcone all'inaugurazione del Festival Geografie, e mi fa particolarmente piacere per Valerio Massimo Manfredi e perché significa che in questa regione le proposte culturali che facciamo, anche quella era in qualche modo legata a Pordenone Legge, ma Pordenone Legge è il nostro must nel campo della letteratura e dell'editoria, e quindi è giusto che sia così, ma significa che siamo in grado di costruire tante proposte culturali
che attirano anche persone che, non è il caso di Valerio Massimo Manfredi, ma che magari in questa regione non erano mai venute prima per altre ragioni e non la conoscono. Quindi sono fiera e orgogliosa, di solito mi lamento quando devo supplire ad assenze altrui, no, oggi sono molto contenta. Grazie. Allora, proprio perché è una premiazione, io chiedo di salire sul palco anche al presidente della Fondazione Pordenone Legge, Michelangelo Agrusti, al sindaco di Aquileia, visto che poi lo diremo, insomma, il libro è dedicato proprio ad Aquileia, a Emanuele Zorino, e all'editore Alberto Gaffi, visto che ci ha dato questa mano nel realizzare il libretto. Viene consegnato un premio che è opera del maestro Giorgio Celiberti, per cui un'altra eccellenza del nostro territorio. Il premio arriva in questo istante nelle mani dell'assessore e facciamo la foto. Un libretto di là. Con le mascherine. La super organizzazione sta aspettando. Dovevo avere io il libretto. Pronti? E allora chiamiamo giustamente il premiato Valerio Massimo Manfredi. Allora, procediamo. Allora, faccio io la cronaca. Una premiazione, qua a Pordenone Legge siamo poco cerimoniosi. Ci mettiamo tutti insieme per fare una foto che ricorda questo momento. Il premio è un'opera appunto del maestro Giorgio Celiberti e poi ci siederemo a raccontare, a parlare del libro. Adesso facciamo la foto e la premiazione secondo me finisce qua. Bene, grazie a tutti, scusate delle varie infilate. Grazie, è il momento di ascoltare nelle parole di Valerio Massimo Manfredi con Gianmario Villalta la genesi e il perché di quest'opera. Grazie a tutti. Mettiamo qua il pezzo e teniamo appunto ecco, io siediti, la portata più o meno è questa, ho capito, no? Così? Sì, Sì, va così, bene. se vuoi puoi toglierti perché siamo Grazie. distanziati, ecco. Di nuovo ricominciamo, anche perché ci ha visto da remoto, noi non siamo molto cerimoniosi, non siamo tanto capaci di fare le cerimonie, però abbiamo una vera simpatia per i nostri ospiti, un vero amore per la letteratura e spero che passi questo, che è quello che ci interessa di più. Allora, la vicenda di questo racconto è bella per me, perché è stata una bella esperienza avere a che fare con Valerio Massimo Manfredi, ma soprattutto per chi leggerà, io entrerei subito dentro la questione, insomma, di questo racconto brevissimo, un po' anche colpa nostra, che è colpa mia, che dovevo insistere a far fare un po' di pagine in più, avevamo dato un limite troppo stretto. Il racconto è concentratissimo, ma proprio perché è concentratissimo mette in evidenza due cose, delle quali poi chiedo appunto di parlare a Valerio Massimo Manfredi. La prima è l'importanza di questa città. Aquileia adesso la vediamo con occhi assolutamente diversi, nella lontananza storica, è un posto dove passiamo che sì, ricorda l'antichità, ma in realtà andiamo al mare, passiamo attraverso questo posto molto bello, chi è appassionato trova le vestigia di tempi, tutto quanto molto bello, è una visione estetica di questo posto, mentre in realtà ci fa capire benissimo Valerio Massimo Manfredi che quella era una città di importanza militare e commerciale. Ma
una città importantissima, la quarta probabilmente dell'impero, cosa che facciamo fatica perché vediamo 4 macerie e le colonne in piedi, ah che bello, no? Una lettura estetica è molto importante, la basilica è bellissima e tutto quanto, però più tarda tra l'altro la basilica, però ci sfugge, almeno a me che da tanti anni ci passo eccetera, la cosa che viene meno in mente è veramente che sia stata una città fortezza anche per certi aspetti, città commerciale, ma commerciale anche di legioni, no? Di trasporto di legioni, di viveri, vettovaglie, e questo viene in luce ed è una informazione, una conoscenza che acquisiamo. Il secondo tema, per non farla troppo lunga, è che probabilmente il lockdown o consciamente o inconsciamente ha fatto il suo lavoro e si parla di contagio. Il tema fondamentale di questo racconto, di questo breve racconto, è il contagio, nel senso che si parla anche lì di qualche cosa che noi ignoriamo o conosciamo meno, o di solito libri anche di storia ci passano sopra, nominano, ma noi abbiamo solo una notizia di una riga e non ci rendiamo conto di una delle più lunghe epidemie del passato, di una delle più importanti epidemie del passato, e spesso capita, come anche a me ha dato un po' la sveglia, perché studiamo quel periodo storico, lo insegniamo a scuola e tutto quanto, e ci dimentichiamo che comunque quel periodo era segnato dalla paura dell'epidemia, dalla presenza dell'epidemia. Io non so, e poi risponderà a Valerio Massimo, insomma, no? Manfredi, se questo è un'interpretazione del presente, se questa è una paura che si è riversata o se questa è una logica, insomma, che stava dentro il racconto. Di altre cose magari dopo, perché ci sono tante cose interessanti, ma insomma, cominciamo da qua, se no parlo sempre io e sono venuti per ascoltare. Io più parli e meglio è. Imparo tante cose, veramente. Prego. Tocca a me? Sì. Pensate che ieri, a 2 ore dalla mia partenza, un amico, Beppe Cottafavi, conosci? Appunto, mi chiama e dice, sai, dovresti scrivermi un pezzo di 8.000 battute. Dico, dovevi aspettare ancora un po', dovevi aspettare. E poi insomma l'abbiamo sgavagnata perché abbiamo utilizzato il nostro libricino ed è venuto abbastanza bene, è uscito su Domani. Quando ho accettato di fare questo lavoro mi sono trovato davanti proprio alla mole, no? Quanto doveva essere alto, perché nel frattempo io scrivevo il mio prossimo romanzo, di cui non riusciamo ancora ad avere il titolo perché si discute. Per il momento si chiama 40 giorni, ma si è chiamato in tante altre volte. Ed è stata una storia durissima, sono uscito stremato da questa storia e solo un pazzo poteva scegliere un simile argomento. Comunque ormai sono alla fine, alla conclusione e quindi posso tirare il fiato, farò un po' di vacanza. Oltre a questo... L'insistenza con cui... oltre a questo, io dovevo fare il calendario dell'Arma dei Carabinieri. Direte, come? Ma vi racconto un piccolo aneddoto, posso? Piccolo aneddoto. L'imperatore Adriano era anche un letterato, era anche un architetto, era di tutto, un uomo straordinario, ed era il comandante e il capo assoluto dell'impero romano. Un impero di 6 milioni di chilometri quadri,
tre mari interni, 12 flotte, eccetera, eccetera. Ora, dice, chiama gli amici a cena e dice, ho scritto un poemetto, ve lo posso leggere? Questi ovviamente. Allora lui scrive, lui comincia a recitare il suo poemetto. Allora come vi sembra? Elogi, naturalmente, eccetera. Un filologo, credo che fosse Favorino di Arelate, cioè di Arles, dice, ma Cesare, è bello, sì, ma guarda che quella parola non esiste nella lingua latina. Come non esiste? Certo che esiste, ma Cesare, davvero, non c'è. Fidati, fidati. Io conosco bene queste cose. E lui dice, ma no, io sono certo che questa parola fa parte della lingua latina. Ma sì, forse sì, può darsi magari nel linguaggio castrense, sì, forse hai ragione, anzi hai sicuramente ragione. E gli amici lo prendono da una parte e dicono, ma scusa, avevi ragione tu, perché hai ceduto? Tu dovevi insistere. E lui dice, tu non mi dai dei buoni consigli se mi spingi a costringere su una mia posizione un uomo che ha il comando di 38 legioni. Quindi io, coi carabinieri, sono 100.000, non potevo dire di no, anche perché sono amico del comandante generale dell'Arma, e che credo quest'anno lasci il suo incarico. È una persona straordinaria. E al tempo stesso un altro amico che pubblica libri mi ha chiesto di fare un certo lavoro e dice, ma perché non coinvolgi tuo figlio? Sarebbe molto importante, secondo me. E siccome mio figlio vive in America, non lo vedo mai, ed è un po' così, è un po' una spina nel cuore, ho detto, dai, vediamo se ci riesco, almeno lavoriamo insieme, e 3. E poi c'era anche questo. Quindi non è che mi hai fatto un dispetto, hai capito? Cioè, se avessi avuto solo quello ti potevo fare anche una roba più grossa, ma tutto sommato ho già parlato molto di quell'argomento in un altro mio romanzo che era L'ultima legione, ambientato ad Aquileia anche. Ecco. Quindi io ho pagato il mio omaggio con molto affetto a questa città che io adoro. È una cosa che mi dà i brividi tutte le volte che vedo Aquileia. Mi sembra di vedere il vessillo con il simbolo della 13ª legione e il motto Leo ruggit rursum. Il leone rugge ancora. Il leone era il simbolo della 13ª legione, con la quale io ho fatto conoscenza quando avevo 14 anni, ero in collegio e l'unica cosa che potevo fare era leggere libri e ne avevamo 20.000. 20.000. E uno si chiamava 13ª legione e quindi ritrovare queste parole mi ha commosso, così come mi commuovo ogni volta che arrivo ad Aquileia. Quella città proteggeva un impero. E vedete,
le anime candide di solito dicono erano imperialisti. E beh, per forza, è un impero, cosa deve essere, scusa? Cioè, stiamo scherzando. Ma quell'impero, vedete, quando un impero collassa, non conta tanto quello che è successo prima, ma quello che resta. E molti imperi hanno lasciato un paesaggio di rovine, di disastri, di massacri, di stupri, di devastazioni, il nulla, in poche parole. Questo ha lasciato forse la più grande civiltà del passato. E pensate che cosa ci hanno lasciato. A un certo punto, pensate, il re Teodorico si accorge che non è assolutamente possibile diffondere Goti coi Romani. Allora cosa fa? Chiama i migliori, i più grandi intellettuali del regno. Cassiodoro, Boezio, Simmaco. E dice: andate, io vi do tutto quello che volete, denaro, quello che volete. Dovete costruire un edificio, grande come volete, e poi chiamate tutti quelli che sanno, che leggono e che scrivono, e copiate tutta l'eredità di Roma. Quel posto, sapete come si chiamava? E come si chiama ancora? Vivarium. E arrivarono a centinaia e centinaia gli amanuensi, gli scribi. E quando ebbero ricopiato tutte le opere della civiltà romana e latina, le mandarono dovunque. Dovunque. Le hanno sparate da tutte le parti d'Europa. E quindi, sapete cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'Occidente ci deve la civiltà. E sfido chiunque a dirmi che questo non è vero. È più di così, perché un libro è l'anima di una civiltà, è l'anima di un popolo o di tanti popoli. Fecisti patriam e multis, no, diversis, no, scusate, ho un momento di stanchezza. Hai fatto un'unica patria di tante nazioni diverse. E multis gentibus unam. E questo ha un valore immenso, straordinario, infinito. Tutto quello che noi siamo è lì. Tutto quello che noi siamo è questo. E vedete, se uno non sa da dove viene, non sa neanche dove va. È come un cieco. E anche questo è assolutamente vero. Sfido chiunque a dire il contrario. Se uno non sa da dove viene, non sa neanche dove va. E questo è molto pericoloso. Forse sto parlando troppo. Sapere di Aquileia come fortezza, come allora, Aquileia, difesa dell'impero, e poi di questa faccenda che hai scelto il contagio, che hai scelto la peste come tema. Senz'altro. Aquileia è che ho divagato. Sì, ma
perdonami. Piacevolmente, no, hai divagato piacevolmente, però adesso andiamo al dunque. Perdonami, come allora, riusciamo a giustificare? e perdonatemi voi. Aquileia era la chiave dell'impero romano, che era una macchina di 6 milioni di chilometri quadrati, 38 legioni, 12 flotte, 80.000 chilometri di strade pavimentate. Sapete cosa vuol dire 80.000 chilometri di strade pavimentate? Vuol dire 2 volte l'equatore. 2 volte l'equatore. Ora, Aquileia era il nodo che era la chiave dell'impero. Lì c'erano i quartier generali di tutte le legioni romane. E la legione, vedete, era una specie di mondo, perché la legione aveva un senso di coesione con i suoi uomini enorme. Quando Costantino abolì le legioni, fece a pezzi il nerbo dell'impero romano. Ora, la peste cosa c'entra? La peste era un evento abbastanza raro nell'impero romano, per un semplice motivo: si lavavano. Se vi capita di andare ad Aquinum, patria di San Tommaso, non l'ultimo pirla, San Tommaso, una delle menti più brillanti di tutti i tempi. Si chiama Aquinum perché c'è acqua. E troverete, andate alla toilette, troverete la toilette di quella città ad acqua corrente continua, e i cittadini la usavano per le loro esigenze igieniche. E quindi pensate a Roma, che aveva 11 acquedotti per 1 milione di metri cubi di acqua potabile, perfetta, che venivano dalle montagne, con acquedotti che avevano una pendenza di 0,003, continua. Però, per esempio, guardate il Medioevo, che cosa è successo? La sporcizia, la mancanza di fognature e di acqua potabile spargeva ogni sorta di porcherie. Quella che portò l'esercito romano dal Tigri all'Italia fu la presenza di soldati che si erano infettati. Probabilmente nelle zone che hanno frequentato c'era questa pandemia. L'esercito torna e porta nei suoi reparti la peste. Non sappiamo di quale peste si trattasse esattamente. C'è chi dice il vaiolo. Il vaiolo è una cosa spaventosa. Io sono andato a guardare delle fotografie di gente affetta da vaiolo. Vi assicuro, è una cosa che dà il vomito. È tremenda, è schifosa. Sono centinaia di fistole che coprono tutto il corpo. Questo non lo sappiamo esattamente. Io mi sono letto tutte le descrizioni di peste dell'antichità, a partire da quella di Atene, che uccise Pericle. Dopo aver ucciso suo figlio, Pericle si butta singhiozzando sul corpo esanime del figlio, contrae il morbo
e muore. Lui è quello che ha inventato il miracolo greco. Quindi una perdita enorme, ma la peste non guarda in faccia a nessuno. Tutti voi avrete letto i Promessi Sposi e avete visto, scendeva dalle porte scendeva da quelle porte di una casa questa donna con la bambina morta per consegnarla ai monatti, dalle porte di quegli usci, dice Manzoni. E questo è quello che è successo qui. Noi non lo sappiamo esattamente. Noi tutti i giorni guardiamo il telegiornale, ci dice non so quanti hanno contratto il morbo, quanti sono deceduti, quanti sono in terapia intensiva. Abbiamo tutti i dati, tutti. Ma così lontano, sono 22 secoli circa, non riusciamo ad averli, anche perché a quei tempi non sapevano che noi saremmo stati interessati a conoscere questi dati. Non lo sapevano. Pensate una cosa, entro i confini dell'impero romano c'era 1/3 dell'umanità e questa grande popolazione è stata intaccata da questo morbo e si calcola che abbia sterminato 1/3 della popolazione. Molti, non pochi studiosi ritengono che quello sia l'inizio della fine dell'impero romano e non c'è da stupirsi, perché non sappiamo quanti, ma se pensate alle pestilenze recenti, alla spagnola. La spagnola ha ucciso milioni e milioni e milioni di persone. E se pensate che questo avveniva dopo la Prima Guerra Mondiale, dove soltanto il nostro popolo ha pagato con la perdita di 600.000 ragazzi. Nel mondo antico noi siamo abituati a pensare al mondo sovrappopolato. Nel mondo antico il mondo più popolato era quello che funzionava meglio. Certo. Quindi una mancanza così certamente. grande di popolazione. Pensa che ancora adesso sono stati fatti degli studi che là dove c'è il più grande e più fitto intreccio di strade romane, ancora oggi troviamo le aree più sviluppate e più tecnicamente avanzate e anche economicamente avanzate, vi rendete conto? Cioè, questa costruzione, questa creazione di comunità, di comunicazione ha avuto un'enorme conseguenza in tutto il mondo moderno. Mi tocca riportarti al tuo racconto e in realtà uno dice, no, qual è la nostra preoccupazione vera, seria? È l'antidoto, la cura o il vaccino, e invece nel tuo racconto quello che la medicina in quel caso, anche se il medico non vorrebbe, insomma, no? Tramanda è l'elemento del contagio, cioè la possibilità di diffondere la peste. Sì, cioè ti dà un'arma biologica. Un'arma biologica, cosa che in un momento in cui tu pure eri chiuso dal lockdown nella tua dimora, suona abbastanza strana, è una specie di spes contra spam, cioè una specie di speranza contro la speranza, una cosa ancora più
come viene fuori questo elemento narrativo di invenzione, insomma? Quindi è venuto da te, dalla tua psiche, dalla tua persona. Io, scusate, ma io tifo per Aquileia e non per Attila. Ricordo una volta a un ricevimento in una casa molto, molto, molto sontuosa di Roma, in un giardino spettacolare. Il sindaco dell'urbe mi si avvicinò e mi chiese: posso farti una domanda impertinente? Dico, credo proprio di sì. E mi ha detto: ma come uno come te, che ama così tanto la civiltà antica e Roma, eccetera, come fa ad essere di sinistra? Ho detto: ma chi te l'ha detto che io sono di sinistra, scusa? Una domanda assurda. E io dissi: adesso ti spiego, però poi ti faccio io una domanda impertinente. E quindi gli raccontai tutto il mio modo e anche la mia crescita come cittadino di questo nostro paese si è formata, e di questo io sono fiero e sono molto, molto contento. E lui ricominciò con tutta questa sequela di cahiers de doléances per questo: come fai ad amare un paese che c'è questo e quello e quell'altro e quell'altro e quell'altro. Alla fine, insomma, avrei dovuto fare una chiacchiera lunga di 2 ore. Ho detto: al cuore non si comanda, punto. E quindi hai pensato di mettere una pestilenza, un'arma che ammazzasse Attila. Beh, perché no? Senti, cosa ci ha lasciato Attila? Spiegami cosa ci ha lasciato Attila. Non tengo per Attila, devo entrare dentro il racconto. Io ce l'ho con Attila. Certo. E poi sai, questo è un romanzo, sì, un romanzino. Proprio, no, è su questo, no? Cioè io a un certo punto io gli stavo sotto, a dire la verità, perché sapevo che aveva tante cose da fare. Allora lui faceva finta a volte: non ho sentito la telefonata, però insomma poi cortesemente mi rispondeva la volta dopo. Però ti voglio bene lo stesso. Lo so, ma questo è molto bello. Sai che quasi, perché quando stavo scrivendo, poi una persona, lo sentite, che si appassiona, quando stava scrivendo, e secondo me quello che poi disse era vero: guarda, no, appena finito, guarda così, però sai che di questa storia qua sarebbe venuto fuori un bel romanzo. Dice: perché adesso non ho avuto il tempo, non ce l'ho fatta, però sai che sarebbe venuto fuori. E in effetti lui non ne vuole parlare, non capisco perché non la vuole raccontare, forse vuole lasciarvi il piacere della lettura, ma secondo me è vero che sarebbe venuto fuori un romanzo, perché sono compresse generazioni in questa vicenda, e ci sono alcuni elementi veramente molto belli, che sono prima di tutto il fatto che la tradizione, o comunque il rapporto, diciamo, di tradizione all'interno della famiglia costituisce appunto la civiltà, ed è una cosa che a volte nella storia non si intuisce. Studiando la storia, studiando gli avvenimenti, la mentalità, la cultura, ma quel tessuto che fa appunto o che tiene o che si interrompe, una delle due, tra le generazioni, è quello che fa o la continuità o la discontinuità, e viene fuori da questa vicenda. Poi c'è un elemento, e qua vero e simbolico, da un lato vero nell'umanità in un certo senso, ma simbolico nel libro, che è un dato particolare: la tradizione è anche contraddittorio. In certo senso, no, contraddittorio è sbagliato, conflittuale, perché nelle opere letterarie la conflittualità, no, deve essere l'anima, se no uno dice, fa un comizio e le cose vanno ben così. Allora, tramandare questa specie di arma biologica per generazioni con l'idea che non dovesse essere usata, si tramanda con l'idea che non deve essere usata, perché proviene dal famoso medico che non può causare il male, no? Da un medico il quale non può causare il male.
la lascia ai custodi della città, ma i custodi della città, che sono una famiglia, in fondo fanno parte di una delle famiglie cittadine, in realtà le custodi diventano di questa ampolla che contiene questa sostanza che può appunto scatenare di nuovo la peste. La cosa interessante è che effettivamente veniva un bel romanzo, forse non ce ne sono neanche mai stati di un certo tipo, cioè che non fossero appunto di carattere, diciamo, poetico, veniva una grande narrazione di un romanzo quasi epico con protagoniste delle donne romane, delle donne, con questa, diciamo, idea, ripeto, conflittuale, che alle donne era affidata la tradizione e di madre in figlia si ripetono addirittura i nomi. E perché? Perché le donne danno la generazione, no? È la generazione che di generazione in generazione, scusate il bisticcio di parole, ma così è, chi dà la generazione che di generazione in generazione trasmette questa cosa, però le generatrici che mantengono questo filo trasmettono qualcosa che però Mortale. è mortale. Questo elemento appunto è già di per sé interessante. E scavando lì dentro, appunto, il romanzo, arricchito chiaramente di tutti quegli elementi, se ci fosse stato, arricchito di tutti quegli elementi episodici che il romanzo richiede, perché la differenza poi tra un racconto e un romanzo è quella del tempo. Il racconto in qualche maniera sintetizza il tempo, deve dargli una via retta e veloce. Però devi avere anche un'idea. E parliamone. Quando tu hai un racconto e non un romanzo, serve una idea e deve essere anche di una certa potenza. Io ho pubblicato, cioè me l'ha pubblicato il mio editore, un libro che si chiama I racconti. È alto così. E un po', devo dire, quando li scrivevo, uno non li scrive così, si dice da domani scrivo dei racconti. No, e quasi sempre c'è qualcuno, qualcosa che glielo chiede. Ora, quante volte, quando avevo finito, per dire, un racconto che mi era stato commissionato, come ha fatto Gianmario, dicevo, però, accidenti, qui ci veniva fuori un romanzo da 400 pagine, perché l'idea c'è, no? Ed è un'idea che può essere più o meno forte, più o meno potente, però io tante volte mi sono trovato davanti a una creaturina come questo, perché è piccolino, e con il dispetto di, a quel punto non posso farci un romanzo, perché c'è già scritto il nucleo di tutto, magari, e c'è scritto anche che il colpevole è il maggiordomo, no? E quindi è molto difficile poi tornarci sopra e scrivere un romanzo, una storia lunga. E questo un po' tutte le volte che mi capita, un po' mi dà dispetto, ecco, perché magari se è stata una buona idea o se è una buona idea, non è detto, avrebbe potuto reggere un'opera molto più grande, molto più corposa. Mi dai il destro per dire un paio di cose. La prima, che comunque anche qui dentro troviamo... Ma sarà capitato anche a te? Io non sono mica te. Io sono lì, quando arriva qualcosa, è tutto un altro mondo. Allora, la visionarietà, cioè questa visione rimane, la capacità, no, di, a un certo punto, quello che ci sorprende, ci piace sempre, no, nelle narrazioni di Valerio Massimo Manfredi, che arriva in un posto e
con un unico sguardo concentra quello che c'è da vedere, dà il senso di quel luogo, no? Una ultima riflessione, abbiamo ancora 5 minuti, ma io la domanda la faccio abbastanza breve, ma c'è sempre nelle tue narrazioni, e viene fuori anche qua, non sto a dire i titoli, via che non c'è tempo, la ricongiunzione della storia attraverso la leggenda, della storia con la vicenda umana attraverso la leggenda. C'è sempre quell'idea che in fondo, perché la storia funzioni, abbia quella sua spinta anche di memoria, allo stesso tempo di riconoscimento di un passato che abbia un valore, eccetera, ha bisogno di ricongiungersi appunto con una continuità che magari la storia non ha e un significato, no, che la storia magari non ha, c'è sempre, no? Però c'è anche in questa vicenda ovviamente c'è la leggenda, chi lo sa perché poi Attila a un certo punto si è ritirato, la peste, non la peste, eccetera, però questa qua ricongiunge la San storia. Pietro, San Paolo con le Sì, spade. sì, tutte e quindi vorrei adesso proprio in pochi minuti di questo punto qua che secondo me è fondamentale in tutto quello che hai fatto. Guarda, questo è un argomento da $1 milione. Perché Perché? hai 4 minuti ormai. D'accordo, aspetta, c'ho l'orologio. Allora, cosa succede? Che è dal tempo di Tucidide che sono stati dettati i caratteri della storia e i caratteri del romanzo, cioè dell'epos di allora, no? E lui dice: non leggete i poeti, cioè i romanzieri dell'epoca, cioè gentaglia come Omero, per dirne uno. Non leggete quella roba lì, perché sono stati scritti per dilettare il pubblico, come se fosse un delitto. E invece quello che scrivo io è la verità, perché io ero presente. E addirittura, per esempio, Tucidide afferma di aver contratto la peste. Okay? Questo non lo ricordavo, ha contratto la peste. Ora, qual è la differenza? La differenza è che la storia ha l'onere della prova, come in tribunale, the burden of proof. È per quello che ha tutto l'apparato delle note a fondo pagina, a volte c'è tanto di note e tanto di testo. Perché? Perché bisogna dimostrare quello che si dice nella storia, perché si deve dire la verità. Invece l'epos, diciamo, o comunque una storia, cioè la storia è una storia, quindi la letteratura ha invece ha il tentativo di comunicare non la nozione, ma l'emozione. Perché una vita senza emozioni non vale la pena di essere vissuta. E su questo scadono i tempi della nostra ripresa, e quindi saluto tutti, ringrazio tutti quelli in prima fila che purtroppo le cose funzionano così. Va benissimo. E io direi che abbiamo cominciato bene con questo premio, scegliendo appunto un autore di rilievo, il quale ha risposto. Direi un applauso, chiudiamo così. Grazie. Tutti questi applausi per me, sono commosso. Ecco, a proposito di emozioni. Abbiamo qui purtroppo si fa fatica ad imparare a fare tutte le cose, soprattutto quando si fanno per la prima volta. La gestione, per esempio, di un tempo televisivo preciso non è facile, quindi noi adesso in maniera un po' più rilassata
ci salutiamo. Ecco, no, volevo insistere su questa cosa, abbiamo ancora un minuto tra di noi prima di un ultimo saluto, perché effettivamente alla fine di questo libro ci sono due leggende appunto che vengono comunque sì. incrociate, no? Alla fine di questa lunga vicenda che vede Aquileia al centro, c'è questo mito di Aquileia, no? Dei difensori proprio dell'impero. Defensores urbis. No? E a un certo punto, da un lato, si risponde in qualche maniera alla leggenda, a quella cosa che non si spiega, di un Attila che sembra padrone non poter dilagare nell'impero, invece si ritira, e dall'altra c'è il fondamento di quell'altra leggenda, che è quella che porterà alla fondazione di Venezia, E infatti, cioè al nuovo impero in fondo, no? E come ti vengono in mente? Venezia è sempre stata romana, sempre. Ma c'è il sospetto che quel leone, no, Che sia della XIII, potrebbe anche essere. va bene, con questa, è l'ultima legione, però andrebbe letto. Qualcuno dice che è lavoro, non esageriamo. Io non mi ripeto mai, però credo che se amate Aquileia e se amate questa parte meravigliosa, stupenda di un paese stupendo che è l'Italia, e questo che è l'Italia orientale, credo che possiate credere a questo epos. Ma pensate, dei disperati, è caduto il nido delle aquile, e loro prendono delle piroghe, delle barchette e navigano sul mare, e arrivano in questo grumo di isolette e sbarcano e si fanno delle capanne per tirare a campare in qualche modo. Si prenderà del pesce, chissà, quello che si può per sopravvivere. Diventerà la Serenissima Repubblica di Venezia. Guardate, scusatemi, dovete abbattermi, se no... No, ma lo farò io, non ti preoccupare, ancora 3 allora, minuti, anzi dunque, mi stanno portando il fucile. Il rettore di Ca' Foscari ha una festa, ha un ricevimento, mi prende da parte, sapete come succede, e mi fa: senti, vieni a consegnare i diplomi di laurea ai nostri ragazzi in piazza San Marco. Cosa? In piazza San Marco? Non sum dignus. Ma è troppo, è una cosa fantastica, incredibile. E accettai. Quel giorno, Gianmario, era di quelle giornate orrende, uggiose, piovigginava. Il Parlamento aveva fallito 2 elezioni del Presidente della Repubblica. E io ero proprio abbattuto. Lui a un certo momento arriva, ha capito la storia, avrà detto: ma questo come fa a parlare? Io dentro di me dicevo: ma io parlo ai ragazzi, cosa gli dico? Ragazzi, ce la farete cose meravigliose, ma come? Nave senza nocchiero in gran tempesta, non donna di province, ma bordello. Pensate che cosa spaventosa. A un certo punto arriva il rettore e mi fa nell'orecchio: senti, il Presidente ha accettato un altro termine. Un vegliardo, curvo sotto la fatica di quella responsabilità e della sua età. Salgo, mi sono sentito, mi si è aperto il cuore, sono salito per quei gradini e a mano che salivo vedevo la facciata di San Marco e c'era un minimo di raggio di sole che colpiva i mosaici della facciata. E
A quel punto ho cominciato così: ragazzi, tutto questo è vostro. Scoppiò un applauso che non finiva più. E alla fine il Presidente della Repubblica chiese di ascoltare il mio discorso. Non so che cosa ho detto, credetemi, non lo so che cosa ho detto. Puro epos, Ma l'ho quindi, detto puro con epos. tutto il cuore. Puro epos. Io direi veramente di ringraziare Valerio Massimo Manfredi. Abbiamo cominciato bene. Buona giornata a tutti, buona giornata a tutti.